Unica Radio. Raccontiamo la città che cambia. Bentornati amici di Unica Radio nella nostra rubrica Ciak in Sardegna, in compagnia di Marinella Frau, Luca Lobina e alla regia Priamo Meloni. Ogni settimana con noi ospiti registi, attori, attrici che hanno lavorato nella nostra isola per raccontarci un po' quello che sono le loro esperienze, quello che sono i loro progetti futuri. Da oggi anche in radiovisione, quindi potrete rivedere il podcast tutte le volte che volete nel nostro sito unicaradio.it. Oggi con noi Paolo Carboni. Un Ciao saluto Paolo. a tutti. Ciao Saluto Paolo, a voi, un benvenuto. saluto agli ascoltatori. Grazie per avermi ospitato. Questa roba della radiovisione un po' distrugge il fascino della radio, perché uno arriva sicuro, tranquillo, mettersi davanti a un microfono e non essere visto. Ti E facciamo invece mettere uno poi smile. Ormai. Speriamo, puoi mettere uno smile. una censura sopra il viso. Allora, Paolo, iniziamo da quello che stai facendo adesso. Tu sei direttore di fotografia, regista, organizzatore di festival importanti come il Babel Film Festival e del premio Kenze Boges. In questo momento la tua carriera? Beh, in Cosa questo ci momento racconti? ci stiamo occupando di fare le nuove edizioni sia del Babel Film Festival che si svolgerà a giugno. Quest'anno il Babel Film Festival è biennale e quest'anno l'abbiamo spostato da novembre, che era il suo periodo storico. Abbiamo deciso di spostarlo all'estate per avere insomma più possibilità di fare delle cose all'aperto, di fare degli eventi collaterali che coinvolgano più pubblico. Ma quindi l'iscrizione è già aperta da adesso? Il bando è già chiuso perché Ah, già chiuso. i film sono già arrivati, abbiamo ultimato proprio qualche giorno fa la preselezione e adesso i film selezionati andranno alle varie giurie che dovranno scegliere quali sono i Sempre film un festival vincitori. internazionale È un con festival film. internazionale di cui noi andiamo molto orgogliosi, lo fa l'associazione Babel, lo fa la Cineteca Sarda in collaborazione con E l'associazione da quanti Babel. anni? Da tantissimo. Dunque il festival è la prima edizione del 2010. Essendo 15 i primi anni l'abbiamo fatto annuale, ma ci siamo resi conto che era complicato soprattutto il reperimento dei film, perché pur esistendo una produzione consistente di film nelle minoranze linguistiche, non è così copiosa come le produzioni normali fatte nelle lingue nazionali. Quindi ci siamo dati un tempo di 2 anni per la ricerca dei film e anche per poter trovare dei film che avessero, diciamo, un certo valore. E quindi dalla seconda edizione il premio è diventato biennale. Quindi Siamo- funziona in questo modo, voi aprite le iscrizioni, quindi il bando Noi abbiamo per l'iscrizione- circa 2 anni, un anno No, e mezzo. noi un anno ce lo prendiamo di relax, Di dopo che pausa, ok. e lavoriamo alla correzione del bando, all'implementazione di alcuni punti che magari ci viene in mente di creare delle nuove sezioni o comunque delle altre cose. Poi, diciamo, un anno prima facciamo uscire il bando e aspettiamo che ci arrivino i film. Le linee sono due, una con i portali che si occupano di iscrizione dei film ai festival come Film Freeway, ce ne sono tanti, e l'altro filone è quello diretto, pubblicando il bando nei nostri profili social e nelle nostre newsletter, insomma, anche per cercare di differenziare un pochino la ricerca. Come sono cambiate le proposte dei film? Sono migliorati, peggiorati? Ma Come è tendenzialmente, stata questa evoluzione? tendenzialmente c'è un miglioramento e anche diciamo, una quantità superiore di film, questa possibilità di poter girare dei lavori anche con mezzi economicamente accessibili ha fatto sì che ci sia una produzione più copiosa. Noi, quando alla seconda edizione del Babel Film Festival ci siamo resi conto che la produzione di cortometraggi in lingua sarda non era così abbondante, ci siamo inventati il premio Kenze Boges, che nasce come spin-off del Babel Film Festival e praticamente invita gli autori a proporre delle sceneggiature, dei progetti di film nelle lingue della Sardegna. Le migliori vengono premiate con un piccolo budget e nell'arco dell'anno questo progetto deve prendere vita, deve diventare un cortometraggio.
Siamo all'8ª edizione, 15 film prodotti, che non lo so, forse si sarebbero fatti lo stesso, non lo so, però comunque noi ci fregiamo del fatto che abbiamo dato una spinta a questi autori perché tirassero fuori dal cassetto progetti, sceneggiature magari lasciate da parte per problemi di budget. E questi film, che sono di natura diversa, perché c'è dal documentario al cortometraggio di fiction al lavoro nella lingua dei segni, hanno avuto la loro vita nei festival, prendendo premi e andando in giro per il mondo. Noi da questo punto di vista siamo molto soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto E in si questi muove anni. parallelamente a Babel oppure è No, un'iniziativa a parte? diciamo che è supportato, ideato e portato a compimento dall'associazione Babel, con la collaborazione della Cineteca Sarda. È una spin-off, non è che sono comunque unite, perché diciamo, il concetto è quello di valorizzare il cinema delle minoranze linguistiche. Infatti, una grande attenzione a quelle che sono le lingue minoritarie. Sì, sì. E questo A è me- ancora aperto? Questo abbiamo concluso, questo è annuale, il primo Kentsebo è annuale, stiamo iniziando la nona edizione, e il bando adesso lo metteremo online e cominciamo la ricerca di progetti. Ottimo, buono sapere. Parallelamente facciamo tutta una serie di attività nell'arco dell'anno che ci consentono un pochino di tenere l'attenzione un po' sul premio, e poi fare formazione nelle scuole. È la seconda volta che noi facciamo i laboratori normalmente, 2 laboratori con le scuole all'anno. Già da 3 anni fa abbiamo deciso di farne almeno uno triennale, cioè prendere una classe dalla prima media e fare un laboratorio in prima media, un laboratorio in seconda media e un laboratorio in terza media. Cioè far sì che questa formazione legata al cinema, alle minoranze linguistiche, abbia un compimento all'interno di un progetto più ampio, che non sia quello del laboratorio che si esaurisce in 20 ore. E i risultati si vedono, ed è un ottimizzare anche le risorse, perché poi alla fine crei delle piccole professionalità che non... Certo, con quei ragazzi non si sa mai come va a ragazzi poi finire. magari... Un triennio, beh. Sì, Beh. e quindi questo ci siamo arrivati nel tempo, ma penso sarà la strada che continueremo a perseguire. Anche questi laboratori promuovono la lingua? Allora, Oppure... noi diciamo che il discorso della lingua sarda per noi è predominante. Però ad esempio la didattica noi in questi laboratori non la facciamo in lingua sarda, ma stimoliamo i ragazzi a pensare, a usare la creatività, a declinare la loro creatività con la lingua sarda. Quindi leghiamo il concetto di sardo a un concetto di ideazione, di creazione un po' più artistica rispetto a quello che può essere invece arrivare lì e fare la lezione di cinema in sardo, che se non arrivi in una classe di sardoparlanti o comunque che hanno una dimestichezza con la lingua sarda, sono ragazzini, li perdi dopo la prima ora, sì, e non li riacchiappi più. Sì. Invece stimolandoli così a immaginare in sardo, di vedere qualche cosa in sardo, loro si avvicinano alla lingua. Chi è già vicino alla lingua ha la possibilità di esprimersi in sardo, e diciamo che raggiungiamo un risultato che è il risultato che vogliamo. Certo. Ma adesso tu ti stai occupando anche di televisione sarda, mi pare? Sì, noi sempre legati insieme a Torre Cubeddu e Ottavio Niedu abbiamo un canale sul digitale terrestre al canale 79, che si chiama Radio Televisione Sarda, e facciamo solo ed esclusivamente programmazione in lingua sarda. Facciamo una televisione normale, una televisione come tutte le altre. Telegiornali? No, telegiornale no, perché essendo una comunitaria, una TV comunitaria, non abbiamo l'obbligo di fare informazione. Però facciamo comunque informazione culturale. Su singoli argomenti. Sì, non con un telegiornale, ma con una serie di programmi che spaziano dallo sport alla cultura, all'intrattenimento, alla musica, alla letteratura. C'è un po' di tutto, ci stanno grandi soddisfazioni, perché insomma siamo stati i primi a farlo. Bene. Ti chiedo una cosa in merito all'ultimo film, Polvere. Sì.
Com'è nata l'idea di trattare quell'argomento di cui adesso appunto ci parli un po' della storia di questo film? Allora, la vicenda che tratta proprio della vicenda di Aldo Scardella, è un ragazzo che nell'86 si è suicidato perché è incarcerato ingiustamente, incolpato di un omicidio. Questo per farla breve. Questa storia io l'ho vissuta direttamente da ragazzo che girava a Cagliari in quel periodo. Erano anni molto difficili per Cagliari perché ehm, quegli anni c'è stata, diciamo, l'esplosione del fenomeno dell'eroina nella maniera più incontrollata possibile. E, e le bande, cioè la piccola delinquenza che fino allora aveva agito con azioni poco cruente, capito la portata Del dei guadagni fenomeno, che si certo. potevano fare col traffico di eroina, hanno cominciato a organizzarsi in bande e a cercare di finanziarsi facendo delle rapine, comunque atti delittuosi molto pesanti. Le forze dell'ordine in quel periodo sono state travolte da questo fenomeno e hanno reagito in maniera un po' scomposta. E quindi in quegli anni lì era facile, se stavi in giro con i tuoi amici per strada, essere caricato su un cellulare e portato in questura per essere identificato. Erano le famose rettate, se ne facevano. E a me è capitato 2 volte, pur essendo un ragazzo assolutamente... Mentre stavi nella panchina Sì, tranquillo? sì, sì, arrivavano, ne caricavano un po' lì, perché dovevano anche dare all'opinione pubblica La una sensazione di sensazione essere di essere, presenti, essere certo. presenti e di intervenire. E quindi quando questo ragazzo è stato preso, incolpato di omicidio così, un po' tutti ci siamo sentiti lui, perché poteva succedere a chiunque. Questa cosa mi è rimasta in testa negli anni e con poi tutte le vicende dopo l'arresto, il suicidio, l'apertura del caso, la riapertura del caso, lì il fatto che poi si siano stati trovati i veri colpevoli di quell'omicidio di cui era stato accusato Aldo, mi hanno portato al desiderio di fare un documentario. Quindi casualmente ho trovato, mi fu presentato il fratello Cristiano Scardella, con il quale abbiamo avuto nel 2004 diciamo, la possibilità di lavorare alla costruzione di un documentario che si chiama 185 giorni e che è presente su YouTube in libera visione, quindi chiunque lo voglia vedere può vederlo. È un racconto, ovviamente un documentario autoprodotto in quegli anni con mezzi che di fortuna io già facevo da un po' l'operatore di ripresa, quindi avevo delle strumentazioni, però non avevamo grossi budget da mettere in campo per la produzione. Quindi ci siamo, diciamo, basati molto sull'aiuto degli amici. So che da poco è venuto da voi Simeone Lattini, Sì. e Sì. Simeone Lattini è stato forse il primo che ha supportato questo progetto prestando la sua voce per tutti i voice over che erano presenti nel documentario. E questo documentario è andato, racconta la storia anche con le varie riaperture dei casi, però restava negli anni dentro di me questo bisogno di raccontare quel periodo dal punto di vista dei ragazzi che l'hanno vissuto. E quindi in una scrittura più ampia per un lungometraggio dove c'erano diverse storie, ho messo anche la storia di Scardella. Aldo Scardella. Era una storia che raccontava, era un progetto di un film che doveva raccontare proprio questo fenomeno, l'esplosione del fenomeno eroina a Cagliari in quegli anni, raccontato con delle storie di diversi personaggi, tutti reali, che si intrecciavano un po' in un percorso unico di vita che era quello della vita a Cagliari in quel periodo. E fatto sta che come voi sapete bene, fare un film di lungometraggio è abbastanza complicato, Abbastanza. e quindi questa sceneggiatura l'abbiamo dovuta rimaneggiare, rielaborare, rivedere e togliere delle linee narrative. Ovviamente su un film fatto con 3 linee narrative non ne puoi togliere una e tenerne 2. Certo. Abbiamo dovuto toglierne Ne 2 due, e tenere la linea narrativa più forte, e che tra l'altro che conoscevo anche meglio, perché essendomi occupato del caso per fare il documentario, avevo tutta la documentazione, conoscevo molto bene la storia e avevo le idee molto chiare su come doveva essere fatto quel tipo di lavoro. Quindi come spesso capita, i sogni grandi diventano sogni più piccoli ma si realizzano, e quindi siamo riusciti a fare un cortometraggio, Polvere, che racconta la storia di Aldo Scardella vista con uno sguardo
vicino ai ragazzi, ai giovani di quell'epoca, che con grande mio stupore ci ha dato grandissime soddisfazioni perché ha preso il terzo premio a San Diego, al San Diego Italian Film Festival, che è un festival di cinema italiano importante in America, e una serie di riconoscimenti che insomma ci hanno veramente... Beh sì, ho visto miglior film, Miglior miglior film. attore protagonista, miglior regia, insomma. Sì, poi al Roma Independent Film Festival abbiamo preso sia il premio della giuria sia il premio Rai Cinema Channel. Diciamo che adesso ha preso su un 12-13 premi, adesso siamo ancora in qualche altro Sì, perché- festival, però i premi lasciano il tempo che trovano. Per me il premio migliore è stato quando l'ho proiettato per la prima volta allo Skepto fuori concorso. E io normalmente mi siedo di spalle allo schermo e fronte al pubblico a guardare le facce che fa il pubblico. E lì è stato veramente emozionante perché ho capito che avevo centrato il racconto. Ma infatti la cosa bella proprio di quel cortometraggio è che riesce, al di là della storia di Aldo Scardella, a raccontare un periodo. In poco tempo ti dà la sensazione di cosa erano quegli anni. Cioè, ed è una cosa molto interessante perché comunque non è facile riuscire a far passare questo tipo di emozione, cioè Sì, in soprattutto poco non è tempo. facile trasportare questa idea poi nella realtà e riuscirci. Infatti, ripeto, io il giorno che ho proiettato lo Skepto ho visto le facce delle persone che guardavano il film su certi passaggi del corto che mi hanno veramente emozionato e mi hanno stupito perché cioè, c'ho anche un paio di foto, ho fatto anche un paio di foto che sono proprio da incorniciare. Quello è il premio migliore, Sì. sapere che hai fatto scendere una lacrima o emozionare qualcuno con il tuo lavoro. Soddisfazioni. Raccontaci invece un aneddoto, qualcosa di divertente Guarda, che adesso ti è capitato questa cosa degli durante i tuoi aneddoti è lavori. terribile, però adesso che parliamo di polvere, me ne viene in mente uno. Noi abbiamo girato molto, e buona parte del cortometraggio è girata a Buoncammino, no? Vi dico l'Odissea per farcelo dare, era un periodo di Covid, quindi avevamo un'autorizzazione e arriviamo il giorno che dovevamo un'autorizzazione per dei giorni precisi per girare e arriviamo fuori da Buoncammino, c'era il banchetto per fare i test Del Covid. Sì, mi Covid. Il primo che fa il test io positivo, quindi ho rimandato tutto a 20 giorni, un mese dopo, però poi quando siamo riusciti a rientrare, a girare, abbiamo girato un bel po' di, forse 4-5 giorni a Buoncammino. A Buoncammino, nei bracci proprio dove ci sono le celle. E Buoncammino non è stato trattato molto bene quel carcere dopo che è stato dismesso, è stato un po' trascurato. Ad Non esempio, era un bel posto neanche prima. sì, però è un posto cioè, di memoria, di una memoria legata alla sofferenza, andava trattato con più riguardo. E invece hanno fatto dei lavori, buttato giù dei muri, smantellato tutta la parte dei quarti, che sono i quarti sono gli spazi dove si fa l'ora d'aria, che avevano tutte delle cancellate, delle che tutte smantellate, trattato male, secondo me. E tra le tante cose hanno perso tutte le chiavi delle celle. Poi non so se le chiavi sono, se c'è una chiave che le apra tutte. Comunque è un attrezzista che stava più che altro curiosando in una cella, perché noi stavamo girando da una parte, stava curiosando, si è tirato dietro la grata e si è chiuso dentro. Cosa succede? L'ha fatto in una fascia oraria che era vicina alla pausa. Quindi l'aiuto regista che ha visto questa cosa, ci siamo guardati tutti, non abbiamo fatto finta di niente e ha dato pausa. E noi proprio tranquillamente ci siamo girati andati. e ce ne siamo andati via e siamo tornati dopo un'ora. Questo era disperato dentro. Si è fatto un po' di buon cammino. Forse Ma vabbè, io ne avrei approfittato per dormire perché in quei non momenti... lo so, non ti posso assicurare che stare dentro chiuso a quella cella non ti fa stare molto, è un posto, molto sereno. Sì. Buoncammino è un Un altro posto... aneddoto è quando abbiamo girato lì nel mondo grande e terribile di Daniele Maggioni e Maria Grazia Perria, abbiamo girato una settimana
uscivamo cioè non era un lavoro particolarmente faticoso perché il set era una cella, abbiamo girato sempre lì, non dovevamo spostare cose, io ho fatto la direzione della fotografia di quel film. Però noi puntualmente uscivamo da lì il pomeriggio devastati, come se avessimo spaccato pietre tutto il giorno. E siamo arrivati alla conclusione che è proprio il luogo che ti assorbe le energie vitali, che ti tira via un pezzo di vita. Vero, sì. Io mi ricordo, avevo fatto un videoclip a Roma 4 anni fa e l'abbiamo girato in un carcere, adesso non mi ricordo se fosse una parte di Rebibbia, e sono passato davanti a una cella e ho visto il disegno di un figlio di uno dei carcerati dove c'era scritto "Ti voglio bene papà". Io lì ho iniziato a piangere. E Sì, dicevo, ma l'effetto che ha "Cazzo, fatto a me quando sono entrato, io quando ho mi ha fatto distrutto". quando ho fatto il documentario su Aldo Scardella, sono riuscito a entrare a Buoncammino a girare delle scene a Buoncammino col carcere, perché c'era un direttore abbastanza illuminato, adesso non mi ricordo il cognome, però era un direttore che, insomma, Forse uno degli ultimi. sì, no, è sempre stato lui praticamente, uno molto in gamba, con una visione delle cose molto moderna, molto aperta. Quindi ero riuscito a entrare, però ovviamente non a girare nelle zone detentive. Ma ci sono passato e veramente vedere queste braccia che sporgevano fuori Fuori. da queste porte blindate. Poi tra l'altro i bracci hanno questi finestroni giganteschi che in certi orari fanno entrare dei fasci di luce incredibili dentro questa, cioè quindi c'è una sorta di luogo surreale che non è, perché non c'è Ma niente di più reale che un carcere. Sì, Certo. sì. Però una sensazione veramente forte e indimenticabile. ricordiamo tutti quando c'erano le grida cosiddette, no? Ti ricordi fuori Sì, sì, in sì, quella sì. collinetta? Sì, io l'ho messa nel film, Sì, nel film ho dove messo, andavano. io ero un po' spaventato perché Cristiano, il fratello di Aldo, ha speso l'intera sua esistenza a cercare giustizia, infatti poi il cortometraggio è dedicato a lui. Io mi sono preso delle licenze, no? Gli ho fatto fare delle cose nella ricostruzione che lui sicuramente non ha fatto, però che si facevano, tipo quella di andare a chiedere informazioni o a parlare con i propri congiunti In quella- detenuti all'interno di Buoncammino dalla collinetta. Nella collinetta, sì. E quindi questa cosa Sì, lui una non l'ha scena fatta, incredibile. ma c'erano un sacco di gente che lo faceva. Questo racconta anche la difficoltà di comunicazione che c'era tra l'esterno del carcere, con i familiari, gli amici e con i detenuti all'interno. Paolo, hai in progetto un altro corto dopo Sì, un progetto, Polvere? un altro corto che insomma, dovremmo girare entro l'estate e che racconterà una vicenda sempre legata a un fatto delittuoso, però il fatto delittuoso rimane ai margini e si racconta chi l'ha vissuto e anche in questo caso una generazione di ragazzi molto giovani in un'altra città che non è Cagliari, ma è sempre sarda. Non No, dico non niente dire per di una più, questione di certo, no, scaramanzia, ma- perché siamo... Noi siamo sempre curiosi di sapere se ci sono perché siamo nuovi proprio in progetti. fase siccome non è mai facile mettere in piedi queste produzioni, i fondi che si hanno sono sempre pochi e in questa fase siamo proprio alla ricerca di quella cifra che ci manca per poter partire, quindi c'è un po' di scaramanzia, mi perdonerete, no? Sicuramente. Assolutamente sì. Allora Paolo, ti facciamo tanti in bocca al lupo, tanta merda per tutti i tuoi progetti, grazie per essere stato con noi. Grazie. Io ringrazio voi per avermi ospitato, è stata una bella chiacchierata, mi sono trovato molto a mio agio, vi ringrazio per questo. Anche Ci per fa noi, piacere. speriamo di fare il bis dopo la beh sì, dopo il realizzazione corto. del film. Assolutamente, sono qua, verrò con molto piacere. Grazie. Allora, come sempre, vi aspettiamo tutti i martedì alle 20 e in radiovisione il podcast anche sul nostro sito unicaradio.it.